Tanti nuovi argomenti, buongiorno a tutti da Vittorio Sanna. Oggi in GP On Air ripartiamo insieme, trasmissione di Galleria Progetti con la partecipazione di Radio Supersound, da dove vi stiamo parlando per quanto riguarda anche la puntata odierna. Partiremo con tanti temi interessanti, da quello medico che tratteremo con Daniele Farci, medico della Nazionale Sarda ma soprattutto medico oncologo, che ci dice un po' quel che è successo nei tempi di coronavirus, sia per quanto riguarda l'emergenza che abbiamo affrontato ma anche tutte le altre malattie che purtroppo andavano affrontate comunque, perché malattie croniche che non potevano essere trascurate. E poi passeremo all'analisi sia di due aspetti, uno culturale e un altro più strettamente politico, se vogliamo socio-economico, con Graziano Milia, l'ex sindaco di Quartu di tanti anni fa, quando era partita la logica dei sindaci che amministravano come dei manager il proprio comune. Graziano Milia, che attualmente lavora per la Fondazione Banco di Sardegna, e con Amedeo Bianchi, che invece si occupa d'altro, è un presidente di un coro di Nuoro interessantissimo, ma fa parte anche di una organizzazione, vi è entrato da poco, a livello internazionale, proprio per la valorizzazione della cultura dei cori polifonici, confrontandosi e integrandosi in quello che è il panorama mondiale, e quindi mettendo in campo anche delle risorse per quella che può essere l'integrazione di progetti culturali con aspetti strettamente turistici e promozionali, anche in stagioni che sono di bassa stagione, ma facendo in modo che la cultura non sia considerato un aspetto secondario rispetto a tutto il mondo socio-economico, ma possa diventare invece un punto centrale, focalizzante e, se vogliamo, caratteristico della nostra isola. Insomma, tanti temi da trattare insieme in questa rubrica, in questa 19ª puntata. Tra poco iniziamo, quindi state con noi con Radio Supersound. GP On Air, in collaborazione con Gruppo ISA, 100% Sardo. Autovam, unico Ford Store nel Sud Sardegna. A GP On Air ripartiamo insieme, abbiamo Daniele Farci, innanzitutto medico della Nazionale Sarda, e ci tengo a metterlo in primo piano, ma soprattutto oncologo, grande esperienza negli anni a Cagliari come responsabile, adesso invece impegnato. Con quale ruolo specifico, Daniele? Buongiorno, nella nuova clinica di Decimomannu, nel tuo nuovo impiego? Sì, buongiorno a tutti, io sono il responsabile dell'unità di medicina e del servizio di oncologia della nuova casa di cura di Decimomannu. Senti Daniele, fresco questo nuovo incarico, giusto? Sì, data circa un mese e mezzo, ed è un'avventura che mi sta già coinvolgendo molto dal punto di vista, a parte lavorativo, soprattutto dal punto di vista emotivo, perché insomma ho ritrovato delle emozioni, delle pulsioni che insomma avevano bisogno di essere ridestate dopo 30 anni di ospedale oncologico. Nella vita bisogna ricominciare sempre, ripartire sempre nel modo giusto e con grande entusiasmo. Ecco, noi siamo in un momento delicatissimo a livello regionale, perché stiamo teoricamente uscendo da quello che è lo stato di emergenza legato al coronavirus, ma stiamo entrando in un'altra fase a livello economico. Intanto, qual è la tua idea dal punto di vista proprio medico di come è stata affrontata finora tutta la faccenda, pur non essendo, puntualizziamolo, il tuo settore specifico? Sì, le mie considerazioni ovviamente non sono da specialista in materia, posto che questo è un ambito nel quale di virologi a livello nazionale ce ne sono pochi, è un ambito nel quale credo valgano di più le considerazioni fatte dall'epidemiologi, intesi come delle proiezioni sul territorio nazionale, quelli che sono i dati che si hanno a livello regionale e poi anche a livello nazionale. La mia impressione è che fino ad ora qui a livello regionale si sia affrontata nella giusta maniera questo genere di problematica, pur con tutte le difficoltà legate al fatto che si tratta di una malattia della quale si conosce ben poco, quindi probabilmente ci si è organizzati un po' in ritardo a livello sia regionale che nazionale, ma questo perché d'altra parte il nemico è stato probabilmente preso anche da quelli che ipoteticamente erano gli esperti un po' sotto gamba, ma perché non si conosceva e non si conoscono in maniera adeguata le caratteristiche di questo agente virale.
però devo dire che poi è prevalso sia lo spirito di servizio da parte di tutti i sanitari, i medici, gli infermieri, i tecnici, ma sottolineerei anche però il livello di senso civico da parte di tutta la popolazione, che si è comportata in maniera corretta. La mia speranza è che poi questo stesso atteggiamento venga mantenuto anche in questa seconda fase, anche se qualche perplessità comincio ad averla, perché questa affermazione detta da uomo della strada, io che ogni mattina prendo la macchina per andare da casa mia a Cagliari a lavorare al Decimo, comincio a vedere da ieri mattina un po' troppa gente per strada, quindi mi sento di dire che è necessario sicuramente essere prudenti. Senti, in questo stato di emergenza si dice che in alcune strutture ha portato anche però a dei rallentamenti per quelle che sono le altre cure, o sbaglio? Che è successo questo in un certo momento? Assolutamente sì, il rovescio della medaglia di questo atteggiamento prudenziale, al di là degli aspetti economici che ovviamente non sta a me valutare, da un punto di vista medico ha portato anche ad un rallentamento nell'ambito dei controlli di patologie croniche, a cominciare da quelle tumorali, ma non solo, pensiamo ad altre malattie croniche come malattie cardiologiche, come malattie metaboliche, come il diabete, oppure malattie come l'asma. D'altra parte c'è un dato preoccupante che ho letto proprio un paio di giorni fa, che sta a fare un paragone fra quelli che sono i tassi di mortalità, e il tasso di mortalità nel periodo febbraio-marzo del 2020 rispetto al quinquennio precedente, cioè rispetto al periodo che va dal 2014 al 2019, è un tasso di mortalità ben superiore, e solo in parte, ovvero sia solo per circa un quarto, è da attribuire all'infezione da coronavirus. Quindi c'è un aumento già documentato della mortalità, dell'incidenza della mortalità per malattie croniche in questo periodo, il che sta a dimostrare come evidentemente in questo periodo c'è stato un allentamento dei controlli. Controlli e probabilmente anche in certi casi anche terapie, perché molte terapie includevano la possibilità di doverti recare comunque all'ospedale e magari hanno limitato anche questo genere di intervento, no? No, è capitato anche questo? Sì, è capitato sicuramente anche questo. Io faccio riferimento a quella che è il mio settore di competenza, quindi l'oncologia. Questo fortunatamente si è verificato forse soltanto nelle primissime settimane, quando c'era proprio si era creato uno stato anche di terrore, laddove anche molti pazienti stessi hanno rinunciato a fare le terapie proprio perché spaventati alla sola idea di uscire di casa. Però alla lunga poi si è cercato di contrastare questo stato di questo atteggiamento anche da parte dei pazienti, da parte anche dei sanitari. Però sicuramente qualcosa non è funzionato, perché appunto i tassi di mortalità stanno a dimostrarlo, sono aumentati in modo significativo per quello che riguarda le malattie croniche. Questo è un dato preoccupante, un dato che sta a sottolineare come questa infezione, questa pandemia, che sicuramente ha dei caratteri di estrema gravità, però ha un tasso di mortalità, questo non dobbiamo dimenticarcelo, che è ben inferiore rispetto ad altre patologie. Quindi attenzione a non abbassare la guardia in pazienti che poi hanno altre patologie potenzialmente mortali. C'è stato anche un atteggiamento che forse non viene adottato abitualmente, cioè quello del ridurre i pericoli della malattia e quindi per cercare di prevenire il possibile contagio. Non c'è la stessa attenzione, o comunque non c'è finora stato, speriamo che possa essere di educazione anche questo, la stessa attenzione nella prevenzione ad esempio di altri mali legati ad esempio al tuo settore, all'oncologia. Faccio una battuta che è un'annotazione, un'osservazione che hanno fatto molti. Nel periodo di totale chiusura del mondo, praticamente, che non poteva uscire, uno dei settori, uno dei luoghi in cui ti potevi recare era il tabacchino. Sì, questa è una
è stata una delle tante cose che insomma erano assolutamente stridenti. Sì, l'esperienza, una delle esperienze positive che possiamo trarre, che potremmo trarre poi dopo da questo momento che stiamo vivendo così difficile, è l'importanza della prevenzione. Quindi questo sta a significare che da parte della sanità in senso generale ci deve essere una maggiore attenzione per quello che riguarda la prevenzione delle malattie croniche, quindi i messaggi di non fumare, di non cedere nel consumo di alcol e di superalcolici, il fatto di fare attività fisica. Ecco, questo è un altro degli aspetti, dei rovesci della medaglia di questa infezione, degli atteggiamenti prudenziali che ha comportato la mancanza di adeguata attività fisica in alcuni ambiti. Io faccio riferimento qua ai pazienti oncologici, ma anche ai cardiopatici. Sicuramente può aver inciso sull'aumentata incidenza della mortalità, perché sicuramente l'attività fisica riveste un ruolo di particolare importanza. Quindi, se vogliamo già vedere qualche aspetto positivo, senza entrare in considerazioni di carattere sociologico, ma considerazioni di carattere sanitario, ecco, sicuramente il messaggio che ci porteremo dietro è la necessità di prestare maggiore attenzione alla prevenzione in senso lato delle malattie croniche, e io direi anche al fatto che determinati controlli però che vengono fatti esclusivamente in ambito sanitario, cioè nel contatto fra il medico e il paziente, possono eventualmente anche essere gestiti in altra maniera. Voglio dire che questo periodo nel quale siamo la popolazione più chiusa in casa, ha maggiore fatto uso di altre forme di comunicazione, insegna che si può comunicare adeguatamente anche con i video, anche con le mail. Col cosiddetto smart working, insomma. Col cosiddetto smart working, che anche nell'ambito della sanità può essere importante. Quindi delle circostanze che magari potevamo noi stessi liquidare velocemente dicendo no, venga in ospedale e si prenoti una visita che poi magari veniva fissata a distanza di mesi, certe problematiche possono essere affrontate anche per via digitale, dando comunque la risposta a determinate necessità di salute. Certo, anche la cura da casa in molti casi, il bisticcio in molti casi, perché l'isolamento, ad esempio, con determinate condizioni ha portato a evitare il sovraffollamento, e potrebbe anche in altre situazioni essere utilizzato il sovraffollamento, ad esempio, dei pronti soccorso o addirittura in certi ospedali, dove poi il carico finisce per non essere possibile evaderlo anche per mancanza di attrezzature. Quella è stata una delle prime osservazioni che abbiamo fatto tutti. Se pensiamo alle immagini dei pronto soccorsi prima dell'era Covid, quella ora ci fa ragionare come molto spesso in passato, e mi auguro che sia un tipo di atteggiamento che non si ripeterà più, molto spesso magari le persone facevano riferimento al pronto soccorso anche in situazioni che in realtà non richiedevano un approccio attraverso il pronto soccorso, ma che potevano essere risolte dalla medicina territoriale, o se vogliamo anche telefonicamente o in video, in altri contesti. Ecco, direi che questo aspetto poi della medicina territoriale è un altro aspetto che assolutamente, dalle forti di questa esperienza, deve essere valorizzato nel futuro. Noi in ambito oncologico abbiamo sempre cercato di sottolineare quella che era l'importanza di consentire al paziente di essere curato il più vicino al proprio domicilio, o viceversa proprio nel proprio domicilio, grazie ad un adeguato sistema di cure domiciliari. Questo è un aspetto che direi che assieme a quello della prevenzione più di tutti deve essere sviluppato nel futuro, anche perché poi questo porta anche proprio a dei risparmi tangibili anche dal punto di vista economico.
Daniele, io ti ringrazio, speriamo di trovarci presto per il raduno della nazionale, significa che siamo tornati alla normalità e potremo parlare anche d'altro, però mi impegno già adesso a sentirti in altra occasione perché sono rimasti un po' di temi in sospeso, sarebbe lunghissimo l'argomento relativo alla sanità in Sardegna ed è un tema che purtroppo, indipendentemente dal coronavirus, rimarrà attuale anche per il futuro per organizzarci al meglio. Grazie tanto. Io ti ringrazio per l'invito, veramente anche io con molta emozione aspetto i prossimi incontri in vista degli impegni della nazionale sarda e chiedo a chi ci ascolta anche di prestare sempre più attenzione a quelli che saranno i prossimi impegni appunto della nostra nazionale, che come immagino tu abbia già ricordato in precedenza, quest'anno verrà allenata da Vittorio Puceddu che avremo ospite magari nelle prossime settimane. Ti ringrazio ancora, Daniele, un abbraccio. Un abbraccio. Ciao. Novità! Scarica l'app del gruppo ISA e scopri i volantini di oltre 400 supermercati Nonna Isa, Sidis, Di Meglio, Punto D ed Italy. Aiuteremo l'ambiente con meno carte e più alberi. App Gruppo ISA, la convenienza sempre con te. Con noi a GP On Air Graziano Milia, molti lo ricorderanno come sindaco di Quartu, molti altri come comunque politico di gran spessore in Sardegna. Buongiorno Graziano, ben trovato. Buongiorno a voi. Attuale ruolo? Così aggiorniamo? Sono dirigente delle relazioni esterne alla Fondazione di Sardegna. Senti Graziano, un momento difficile per la Sardegna dove dopo l'emergenza sanitaria c'è il grosso problema di avere un quadro in prospettiva per poter rilanciare la nostra economia. Era un problema prima, è un problema ancora più grosso adesso. Secondo te quali possono essere le basi, i motivi fondamentali perché la Sardegna si possa immediatamente rimettere in moto? Ma anzitutto speriamo di uscire quanto prima da questa situazione, perché naturalmente è una situazione che genera non solo ansia e preoccupazione, ma genera anche insicurezza, no? Tutti gli operatori economici, per intenderci, si trovano in una condizione di non saper bene che cosa fare, già dover affrontare i problemi di questa chiusura, insomma, di una prospettiva che sicuramente è molto preoccupante, ma poi il non sapere come, non avere gli strumenti, diciamo, ecco, per poter programmare anche una ripresa, una ripartenza, insomma, credo che questo sia per certi versi anche l'aspetto peggiore. Molti hanno lamentato il fatto che settore per settore, abbiamo sentito i parrucchieri, abbiamo sentito i ristoratori, che mancano direttive precise. Dice, noi ci siamo fatti un'idea, ci stavamo già muovendo sulla base di questa idea, poi quando ci siamo incontrati abbiamo capito che non era più quella e questa incertezza crea ulteriori problemi. Ma guarda Vittorio, io su tutta questa vicenda, insomma, ho preferito assumere anche in altre occasioni come questa, insomma, un atteggiamento molto, come dire, molto sobrio e molto calmo, ecco, perché se ci facciamo prendere la mano, no? Nel momento peggiore da discussioni, scontri sulle questioni, credo che non rendiamo un buon servizio. Detto questo, insomma, alcune cose credo che possiamo iniziare a dirle, insomma. Mi pare che abbiamo dimostrato, non solo noi, io credo la parte nel mondo dove noi viviamo, cioè il mondo occidentale, ha dimostrato dei livelli di inadeguatezza molto preoccupanti, insomma, che risiedono anche nel fatto che non vogliamo metterci in testa, insomma, che il mondo in cui viviamo, il mondo globalizzato, richiede delle regole. Richiede delle regole, richiede delle scelte
molto decise, molto convinte. Ecco, io penso alla parte del mondo dove viviamo, l'Europa occidentale, no? Quindi l'Europa. Io pongo una domanda, la pongo a me e la pongo anche a chi ci ascolta e la pongo anche a te, ma non pensate che se noi, no, adesso proprio sognando quasi, avessimo vissuto in una situazione dove l'Europa erano gli Stati Uniti d'Europa, quindi un soggetto nell'ambito mondiale molto forte, non avremmo potuto affrontare meglio questa emergenza? Io credo di sì. Così come mi pongo la domanda, se la globalizzazione, anziché essere in mano esclusivamente ai mercati finanziari, ma avesse visto maggiore protagonismo da parte dei governi che imponevano delle regole, saremmo riusciti ad affrontare meglio questa emergenza globale? Io penso proprio di sì, insomma. Io ti faccio una domanda legata a questa, perché poi io di Graziano Milia ricordo soprattutto il periodo d'oro dei sindaci, quando poi sulla base di una legge che è stata rinnovata nacque il cosiddetto partito dei sindaci, perché i sindaci nel territorio conoscevano il loro territorio, agivano per il loro territorio e alla fine facevano una politica migliore rispetto a quella che era stata fatta fino a quel momento. Non pensi che questa stessa logica forse anche nel territorio nazionale si sarebbe potuta applicare lasciando maggiore autonomia territorio per territorio? Ma sì, io penso che questo si sarebbe potuto fare. Penso che però per fare questo la cornice di riferimento deve essere chiara e precisa. Certo. Ecco, quello che io ho trovato in questo periodo, ma non voglio fare polemiche, ripeto, perché magari... No, è un modo di analizzare le cose per poterle migliorare. Polemiche magari le faremo dopo quando tutto, mi auguro, presto sarà passato, insomma. Credo che tutta questa indeterminatezza, no? Regioni, comuni, e questa difficoltà e questa difformità anche di orientamenti, qui sino a domenica, sino a sabato, anzi, per entrare in un market dovevamo usare i guanti, mentre nel Lazio no, per intendere. Sì, certo. In quel comune si possono fare la spesa per 2 giorni la settimana. Mi pare che il sindaco di Torralba o di Terralba, non mi ricordo, ha rinnovato quell'ordinanza, insomma non so che cosa farà il sindaco di Pula. Ecco, tutte queste cose qui sono cose che naturalmente creano disagio, creano sconcerto, creano difficoltà. Allora la cornice doveva essere precisa, poi bisognava ragionare territorio per territorio in base alle condizioni oggettive nelle quali ci si trovava, insomma. Ecco, mi pare che questo non sia accaduto, per essere chiari, e mi pare che tutto questo nasca da alcuni errori, no? Contenuti nel secondo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, insomma quello che ha aperto appunto a questa contrattazione non chiara con le regioni e con le amministrazioni locali. Senti Graziano, a proposito di rilancio, perché stiamo avvicinando, speriamo, a quella fase in cui poi, arginato il male sul piano sanitario, ci sarà da ragionare anche sul come ripartire e su quali risorse. Credi che siano create le condizioni per una maggiore valorizzazione del prodotto locale? Io credo proprio di sì, e credo che questo sia assolutamente necessario. Per ripartire bisogna ripartire anche dalle piccole cose, no? Bisogna rafforzare quello che localmente facciamo. Io penso al turismo, per esempio, no? Oggi il turismo con i grandi numeri, per esempio le grandi strutture, vivranno un momento di difficoltà che non so quanto durerà, mi auguro il meno possibile, ma durerà. Mentre può esserci uno spazio maggiore per un turismo interno, per un turismo più piccolo, però tante cose piccole sommate poi possono fare anche grandi numeri, no? Sapendo che noi vivremo in una condizione tra l'altro molto particolare qua in Sardegna, siamo un'isola, non dimentichiamocelo, e venire in Sardegna e muoversi dalla Sardegna non sarà semplice per molto tempo e i costi probabilmente muteranno, no? Perché
Scordiamoci gli aerei che imbarcano 140 persone, per cui un aereo arriva, si svuota, improvvisamente si riempie e quindi abbatte i costi di permanenza nel piazzale dell'aeroporto, e quindi possiamo trovare addirittura offerte per andare a Londra di 10 euro, no? O per venire a Cagliari di 10 euro, di 10 sterline nel caso se uno viene da Londra. E queste cose non saranno più possibili perché gli aerei non potranno portare più quel numero di persone. Dovrà esserci un distanziamento, dovrà esserci una permanenza nel piazzale superiore rispetto a quella precedente, perché bisognerà sanificare l'aeromobile ad ogni viaggio, quindi ci saranno dei costi che inevitabilmente aumenteranno, e questo naturalmente creerà delle difficoltà. Allora, siccome su questo non possiamo farci niente in questa fase, no? Pensiamo a che cosa fare. Allora, pensiamo a rafforzare una rete, per esempio, di turismo locale, basato molto anche sulle produzioni locali, no? E quello, diciamo, che può dare un respiro alla nostra può dare un respiro, e forse può dare anche un modello per incrementare la stagione, cioè nel senso che se noi per primi come stati collaudiamo un determinato tipo di turismo, potrebbe essere più semplice poi poterlo proporre anche a chi arriva dall'esterno. Ma questo senza dubbio, insomma, cioè, questa vicenda qui ci dice due cose, no? Ci dice o continuiamo cerchiamo di continuare come prima e peggioriamo. L'ha scritto ieri, è stato pubblicato in Italia sul Corriere della Sera e su Repubblica un pezzo, un articolo di uno scrittore francese, Will Beck, molto, molto famoso, insomma, quello che ha scritto la possibilità di un'isola, insomma, e diceva ma sì, non cambierà niente, anzi andrà un po' peggio. Ecco, quella è una soluzione, è una prospettiva. Un'altra prospettiva può essere quella che, per esempio, alcuni premi Nobel dell'economia, tra cui Stiglitz, hanno avanzato. Dice: prendiamo esempio da questa situazione per cambiare, no? Quindi investiamo molto di più sull'ambiente, sulle energie pulite, su una società green, ecco, usiamo questa, sullo smart working, che poi è diventato una cosa che si fa, che ha abbattuto anche il movimento delle auto laddove è possibile, insomma. Sapendo che avremo delle difficoltà. Noi, per esempio, in tutti questi anni abbiamo investito molto sul trasporto pubblico, no? Nella nostra area, per esempio, il CTM è un'azienda leader in Italia. Come andranno adesso le cose? Io temo che ci sarà una ripresa dell'utilizzo dell'autovettura privata. Allora, dinanzi a questo, cosa facciamo? Osserviamo questa cosa o cerchiamo di fare qualcosa? Proviamo ad usare, no, ad incentivare la mobilità elettrica, ad incentivare l'uso di tante, tra biciclette assistite o meno, monopattini. Io credo che dobbiamo indirizzarci verso questa seconda soluzione, però lo scenario di rimanere nella prima soluzione, cioè che tutti riprendono l'auto e girano con l'auto, c'è, quindi sta a noi scegliere, no? Sta a noi scegliere. È così. Grazie, io ti ringrazio del tuo intervento, ad altra occasione, perché insomma sempre interessante confrontarsi con te, e grazie della tua partecipazione. Beh, magari una prossima volta parliamo di Cagliari, insomma, magari sì, dai. E del calcio, insomma, nella mia vita mi è capitato di essere sentito su tante cose, mai sul Cagliari. Insomma, in quel caso ci scambiamo, faccio io delle domande a te e tu fai delle domande a me. Va benissimo. Grazie Graziano, ciao, buona giornata. Vittorio, ciao, buona giornata a tutti. Ciao. Scarica l'app del gruppo ISA e scopri i volantini di oltre 400 supermercati nonna ISA, Sidis, Di Meglio, .d ed Italy. Aiuteremo l'ambiente con meno carte e più alberi. App Gruppo ISA, la convenienza sempre con te. Nostro ospite a GP On Air, ripartiamo insieme a Amedeo Bianchi. Amedeo Bianchi si occupa di cori polifonici, di ricerca, ma soprattutto di canto e di confronto nel panorama internazionale. Buongiorno Amedeo, come stai? E intanto benvenuto a GP On Air.
Grazie per l'invito, grazie Vittorio, io sto bene, spero altrettanto di voi, saluto te e i tuoi ascoltatori, insomma tutti quanti quelli che ci seguono. Amedeo, con i polifonici è argomento più generale legato alla cultura che è un po' trascurato in questo periodo, un po' marginale, sembra quasi sia l'ultimo dei problemi, e invece la cultura, i cori, il confronto internazionale, come abbiamo detto, la nostra tradizione è uno forse degli argomenti più importanti anche per quella che è la proiezione della Sardegna nel mondo. Sì, hai perfettamente ragione, hai toccato un punto, un nervo vitale. È vero che molti dicono e molti sostengono ancora che con la cultura non si mangia. Noi potremmo vivere di cultura abbondantemente, questo l'abbiamo sempre sostenuto da quando nell'86 ho iniziato a frequentare il coro del grande e dell'indimenticato Banderurio. Da allora che io mi occupo di canto, di musica corale, di patrimonio corale e musicale della Sardegna e di quella che è la realtà culturale che noi esportiamo sin dagli anni 60-70, insomma. Cosa dire? Noi abbiamo, come tutti, rinchiusi in casa, abbiamo cercato di non perdere la linea, ecco, di non perdere quello che era l'indirizzo dell'associazionismo, della comunità. E a questo ci ha dato anche una mano il nuovo progetto a cui partecipiamo ormai da un anno, sia come Associazione Culturale Priamo Galisai, di cui io sono il presidente, insieme con la corale maschile Priamo Galisai, insieme a altre 19 associazioni e cori e bande che fanno parte di Chorus Inside. Questo ci ha permesso di rimanere in contatto con presidenti, direttori, coristi di tutto il mondo e soprattutto di poter promuovere cooperazione, comprensione reciproca anche se eravamo molto distanti. Sì, quest'anno abbiamo rinviato i festival, abbiamo rinviato tutte le manifestazioni, però nel frattempo ci siamo sentiti per organizzare ancora meglio, senza quella fretta magari che molte volte contraddistingue il vederci anche dal vivo, fare prove, insieme, considerare tutto insieme al lavoro e alla frenesia della quotidianità. Hai parlato di Chorus Inside, è un'organizzazione internazionale, così puntualizziamo, a cui come cori sardi si sta aderendo, e si sta aderendo a questa organizzazione perché ha degli obiettivi specifici. Quali sono? Esatto. Noi abbiamo promosso l'anno scorso la prima assemblea regionale dell'associazione, della federazione Chorus Inside. Ne abbiamo visto tante, appunto io ti dicevo, io faccio parte di Cori dal 1986, ne abbiamo visto tante, abbiamo partecipato a tante associazioni, federazioni, associazioni di categoria, ma ultimamente veramente non riuscivamo a vedere nel panorama nazionale e internazionale qualcosa che fosse confacente o che almeno avesse lo spirito che noi intendevamo, cioè che era quello proprio della collaborazione in pari dignità. Cosa intendi con questo? Con questo intendo, ti spiego, cioè era spesso qualcosa, le altre associazioni spesso ci davano sì la loro iscrizione, il loro supporto iniziale, ma poi ci lasciavano un po' alla deriva, nel senso se avevamo progetti da mandare avanti li mandavamo avanti, magari con loro solo patrocinio, senza avere uno spirito di collaborazione diretto, oppure ancora meglio senza conoscere poi chi ci stava dentro. Bene, noi in pochissimi mesi, che in un anno e mezzo circa che facciamo parte del Chorus Inside, abbiamo potuto veramente entrare in contatto con un mondo incredibile. Ti do solo due numeri, ti do solo due dati in modo che tu e tutti gli ascoltatori capiscano. Chorus Inside è una federazione nazionale che ha 16.000 iscritti, ce ne sono altri 100.000 nella federazione internazionale, in quella che è la Choral International Federation, e quindi questo ci dà, puoi capire bene, uno spirito e un
una propagazione di quella che è la nostra cultura, la cultura sarda, a livello internazionale in un attimo. E questo interscambio c'è stato da subito, fin da subito. Ti dico solo che alcuni cori come il coro di Orani e altri cori hanno partecipato a diversi master internazionali, festival internazionali, risultando vincitori nelle categorie a cui hanno partecipato. C'è una tensione grandissima, soprattutto nell'est, ti faccio l'esempio della Russia, per quella che è la coralità sarda. Loro sono molto attenti, no, al fatto dell'attenzione alla vocalità. Ricordiamo che alcuni tra i più grandi bassi che siano mai esistiti sono russi o di origine russa, anche se molti di essi hanno studiato in Italia, no? Canto lirico per esempio. Certo. Quindi Nikolai Diaurov per tutti, voglio dire, baritoni, sono molto attenti, quindi riconoscono questa peculiarità corale della Sardegna. Ma ti ho fatto solo un esempio per rappresentarti quanto in un momento noi siamo stati immessi, scrivendoci a Chorus Inside insieme agli altri cori, in rassegne, concerti, festival, masterclass per i direttori, seminari per i direttori presenti, workshop, fiere. Adesso in periodo di coronavirus ho sentito proprio l'altro giorno il presidente nazionale Davide Vecchia che sta avviando tutta una serie di iniziative per quello che sarà il dopo coronavirus. E cioè in particolare? Così capiamo anche in particolare da un punto di vista come ripartire. Esatto. Esatto, Vittorio. Da un punto di vista amministrativo, tu pensa che noi siamo associazioni culturali, molti di noi, secondo anche l'ultima legge che è la 117 del 2017, quindi siamo associazioni di promozione sociale, enti di terzo settore. Bisognerà capire come muoversi di nuovo da un punto di vista amministrativo, burocratico, eccetera, eccetera. Bene, ci saranno tutta una serie di iniziative che Chorus Inside curerà in maniera assolutamente gratuita per i propri federati, in maniera assolutamente gratuita, per poter fare in modo che non si riparta da soli. Ecco, questa per me, che ho un'esperienza insomma ormai trentennale, ti dico che è una assoluta novità. Quindi è un rimettersi in moto a livello internazionale, cioè non solamente coordinando quello che c'è all'interno della Sardegna, ma facendo in modo che questo meccanismo, che poi è uno scambio culturale di altissimo livello, possa avvenire quasi contemporaneamente a tutti gli altri paesi. Assolutamente. Ti dico di più, che tra i progetti di Chorus Inside, progetti che abbiamo anche a breve, speriamo per la seconda parte dell'anno con Chorus Inside, è quello di portare avanti i progetti che già avevamo stabilito per giugno e per luglio, progetti per giovani e famiglie di qualsiasi nazionalità, ospitando proprio in casa, ospitando nei conviti, esattamente come si faceva un tempo, riportare questo in maniera molto friendly, user friendly, come si suol dire, come dicono gli anglosassoni, e in collaborazione con enti e organizzazioni di interscambio, con gli enti pubblici. Ti dico che la prima assemblea regionale, io ho chiesto l'aiuto all'assessore regionale che si era appena insediato, tra l'altro l'assessore regionale alla cultura, all'assessore Biancarebbi, il quale è stato entusiasta e ci ha dato subito l'appoggio, il patrocinio dell'assessorato per poter organizzare questa assemblea regionale, perché si è reso conto che effettivamente c'era qualcosa di nuovo, una ventata di aria fresca che stava arrivando in Sardegna. Benissimo, Amedeo, io purtroppo concludi perché siamo oltre i tempi stabiliti. No, assolutamente. Io concludo. Intanto ti ringrazio per averci dato spazio e averci dato voce. Vi invito tutti a consultare la pagina di Chorus Inside, lo dico soprattutto a chi ci ascolta che fa parte di associazioni culturali, di consultare la pagina dell'associazione culturale Priamo Galisei, anche perché c'è una chicca che abbiamo messo da qualche giorno e che riguarda Adiosa, Non Poto Reposare, per chi la conosce solo come Non Poto Reposare, la più bella canzone d'amore ma scritta in Sardegna secondo me, e raccontiamo anche un po' di storia, raccontiamo un po' di cronaca dell'epoca in cui è nata Non Poto Reposare. Io ti ringrazio tantissimo, Vittorio. Ringrazio te per il contributo che hai dato, anche perché poi in trasmissioni di questo tipo molte volte c'è un po' la lontananza dell'uscita dal tunnel. In questo caso tu ci hai dato notizie anche positive, quindi questo non può che farci piacere. Ti ringrazio tanto e buon lavoro, Amedeo. Altrettanto, un abbraccio. Buona giornata. Grazie. Ciao.
È tutto anche per oggi per quanto riguarda GP On Air. Ripartiamo insieme, l'appuntamento è rinnovato per lunedì alle ore 12 sempre su Radio Supersound in questa produzione Galleria Progetti. Arrivederci a tutti. Grande novità! Scarica l'app del gruppo ISA e scopri i volantini di oltre 400 supermercati Nonna Isa, Sidis, Di Meglio.d ed Italy. Aiuteremo l'ambiente con meno carte e più alberi. App Gruppo ISA, la convenienza sempre con te.